È attraverso questa insolita vista, che svela solo in parte la sua bellezza. Siamo in quella che è definita la perla del barocco della provincia nissena, Mazzarino. Fino all'abolizione del feudalesimo, questa era la terra dei Branciforti. L'immenso patrimonio artistico è frutto, peraltro, del passaggio di Sicani, Siculi, Fenici, Greci, Romani, Bizantini, Arabi e Normanni, e tutti hanno lasciato qualcosa nelle sale del Museo Civico. Ma sono le chiese ed il loro contenuto la vera ricchezza di Mazzarino. Dall'incompiuta facciata di Santa Maria della Neve, la luce filtra in un interno di rara bellezza, adorno di preziosi lampadari di Murano e tele di incommensurabile fattura. Gli stucchi sono opera del Fantauzzi, ma la vera opera d'arte è firmata dall'illustre mazzarinese Santi Rigano, che ha intarsiato lo stallo per i canonici, un'opera lignea che vi lascerà a bocca aperta. Per restare in tema, visitate la Basilica di Maria Santissima del Mazzaro. C'è un quadro sul legno che raffigura la Vergine col bambino, affiancata dalle vergini siciliane Sant'Agata e Santa Lucia. Pare che il dipinto, di stile greco-bizantino, sia stato ritrovato da un pastore nel lontano 1125, proprio sulla boscosa collina dove oggi sorge il paese. Nell'ex convento dei padri gesuiti, che ospita la sede del comune, potrete rigenerarvi all'ombra del chiostro e scorgere una delle tante cupole che intarsiano il paese. Sotto quella della chiesa del Signore dell'Olmo si ricorda la leggenda che racconta di come, quando tentarono di impadronirsi del crocefisso, dei ladri furono messi in fuga dall'improvviso germogliare di una verga che avevano piantato sulla soglia del luogo sacro, e quel legno, guarda caso, era di olmo. Un ultimo sguardo dall'alto, salendo verso Ucannuni, come è affettuosamente denominato, un'unica torre cilindrica circondata dai resti delle pareti di un castello, abitato dai signori di Mazzarino, succedutisi nei secoli. Mura che hanno visto trascorrere gli anni e che ancora oggi raccontano una storia, quella di una contrada che ha saputo mantenere inalterata nel tempo tutta la sua fulgida bellezza. Non perdete l'occasione di ammirare Mazzarino. Buon viaggio!